Buonasera cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vi invito, se ancora non l'avete fatto, come sempre, ad iscrivervi al mio canale, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al canale del Marietto Veneziano. Bene, riprendiamo dunque la lettura del testo di Franz Bardon, Fra Bato il Mago, cominciando il capitolo numero 10. La luna splendeva chiaramente e gentilmente attraverso la finestra dello studio di Fra Bato, illuminando la sua figura seduta immobile, assorbito dalla meditazione. Sebbene fosse in stato d'estasi, Fra Bato percepì chiaramente di essere stato convocato spiritualmente col suo nome segreto, conosciuto solo dai fratelli della luce, e quindi sapeva di essere stato chiamato ad incontrare i più alti iniziati. La Fratellanza della Luce è un'organizzazione spirituale che si compone con i più alti iniziati del nostro sistema cosmico. Solo chi ha padroneggiato ed è capace di praticare le prime 3 pagine del libro della saggezza ha accesso a questa fratellanza. Dall'inizio dell'evoluzione spirituale umana, coloro che hanno raggiunto il più alto stato di perfezione magica e non hanno ancora dissolto consciamente la loro individualità possono essere trovati in questa organizzazione. I fratelli della luce si assumono la responsabilità del benessere e dello sviluppo dell'umanità, sebbene il compito di mantenere tale sviluppo possa non sempre richiedere una incarnazione fisica. La fratellanza della luce è strutturata in accordo ad una gerarchia che corrisponde al grado di perfezione dei suoi membri iniziati. Il loro superiore è il cosiddetto primo iniziatore, che ha un rango uguale ad un Mahatma, il preposto dell'ordine divino ed il custode di tutti i segreti. Nella gerarchia è chiamato Urgaya, il saggio uomo della montagna o il vecchio maestro. Egli è stato il primo iniziatore dall'inizio del mondo, ma raramente si manifesta. Egli di solito prende una forma solo per periodi di tempo brevissimi, quando sceglie di sostenere e dare consiglio ad un fratello della luce a proposito del suo compito. Nella gerarchia il vecchio maestro ha 12 adepti subordinati che hanno raggiunto la più elevata perfezione spirituale. Questi adepti prendono in carico i compiti più difficili, ma anche loro si incarnano molto raramente, perciò essi svolgono il loro lavoro attraverso il mondo astrale. Alcuni di questi adepti si sono incarnati solo una volta in 100 o in 1000 anni. Urgaya ed i 12 adepti formano il concilio degli anziani e si incontrano regolarmente o hanno speciali incontri per prendere decisioni importanti a riguardo del destino delle persone della Terra. I 12 adepti hanno sotto di loro 72 saggi uomini o illuminati, che a loro volta hanno 360 maestri. I 72 saggi ed i 360 maestri sono anch'essi chiamati ad un'assemblea generale. Nel caso di incontri speciali, Urgaya manda a chiamare particolari iniziati. Quando Fra Bato sentì la chiamata quella sera, sapeva che ci sarebbe stata un'assemblea generale. Era già stato convocato a molti di questi incontri e quindi era cosciente che bisognava prendere delle decisioni importanti sul corso dello sviluppo dell'umanità e delle nazioni del mondo. Quale compito gli sarebbe stato dato questa volta? La Fratellanza della Luce non aveva un domicilio permanente sulla terra, sebbene essi mantenessero certi punti di riferimento in Oriente. Allo stesso tempo, molti fratelli si erano incarnati in Oriente e lavoravano secondo il piano generale della loro missione. L'assemblea generale si teneva sempre sul piano astrale, in una stanza magica specialmente creata per questo scopo. Urgaya creava sempre questa stanza magica personalmente, proteggendola e rendendola visibile solo ai fratelli della luce, così che non potessero essere percepiti sia spiritualmente che astralmente da entità estranee. Fra Bato lasciò il suo corpo fisico sia spiritualmente che astralmente. Egli giaceva sul suo letto pallido e rigido. Il suo respiro ed il suo battito cardiaco erano cessati. Con la sua mano spirituale ed astrale Fra Bato fece un cerchio magico attorno al suo corpo fisico, recitando una formula cabalistica protettiva per proteggerlo, perché sapeva benissimo che il più piccolo tocco di un'altra persona avrebbero causato la sua morte fisica. Il potere della formula cabalistica, d'altro canto, produceva una protezione completa in tutte le 3 sfere. Mosso dal suo potere di immaginazione, egli fu nel Tempio dei Fratelli della Luce l'attimo dopo, perché nei mondi spirituali ed astrali si può superare qualsiasi distanza in un batter d'occhio. Questi mondi sono governati dalle entità.
Molti fratelli si erano già riuniti nel Tempio Sacro dei Fratelli della Luce ed avevano preso il loro posto abituale, giudicando dai corpi astrali ogni nazione e razza era rappresentata. Urgaia sedeva davanti a tutti in una magnificenza indescrivibile. Il suo corpo astrale era illuminato come oro liquido, i suoi occhi brillavano come diamanti. Tutti i presenti erano permeati dalla sensazione che la divinità incarnata fosse tra di loro. L'interno del tempio simboleggiava la saggezza suprema dell'universo. Non c'erano finestre, ma 12 candelieri invisibili diffondevano una luce radiante che non era assolutamente inferiore alla luce del sole. Il soffitto del tempio poggiava su 22 colonne simboleggianti il libro della saggezza. Ogni colonna irradiava una luce speciale che indicava il suo significato ed il suo potere invisibile. Il soffitto emanava alternativamente un colore giallo dorato e viola ed era sovrastato da migliaia di stelle. Frabato aveva preso il suo posto e gli ultimi fratelli erano arrivati. L'assemblea poteva iniziare. Benché il vecchio maestro fosse rimasto fermo finora, improvvisamente si iniziò a muovere. Controllò la stanza con i suoi occhi attenti e annuì con soddisfazione quando vide che erano tutti presenti. Tutti, indipendentemente dal rango, erano in piedi e si inchinavano in adorazione davanti a lui. Urgaia li ringraziò con un gesto di benedizione. C'era un silenzio e un senso d'attesa tra i fratelli. Urgaia aprì la seduta con voce calma. Miei cari fratelli, ammiratori della luce, sostenitori di tutto il bene, che servite la divina provvidenza con amore e venerazione, io vi do cordialmente il benvenuto a questa assemblea. Tutti noi qui riuniti abbiamo promesso di sostenere le leggi della divina provvidenza per tutta l'eternità e di custodire i misteri. Noi tutti siamo parte della luce divina, a cui ci inchiniamo nella più profonda umiltà e nella più grande venerazione. La luce dell'eternità ci unisce tutti. L'onnipotenza e la saggezza ci sono state date tramite la grazia e la misericordia divina. L'amore onnipresente della divina provvidenza ci ha uniti di un'unione inseparabile. Noi siamo i fratelli della luce, della verità e della vita. I presenti avevano l'impressione che Dio stesso avesse parlato, in quanto il tempio era pieno di un'atmosfera di indescrivibile estasi che ognuno esprimeva differentemente, secondo il proprio rango e maturità. Qui il paradiso era divenuto realtà, qui prevaleva l'estasi più elevata e la reale connessione con la luce divina. Nessuna persona immatura o non iniziata poteva indugiare in questa luce concentrata. Gli iniziati ed i maghi che si erano radunati avevano la loro vera casa lì. Le parole dell'Apostolo Paolo trovavano qui il loro significato. Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di un uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano. Il tempo e lo spazio sembravano essere scomparsi e migliaia di anni, o forse pochi secondi, del tempo della terra potevano essere passati. Questo stato d'unione con Dio non poteva essere compreso da un essere umano non addestrato e non poteva essere descritta a parole. Urgaia, che aveva chiuso gli occhi per qualche istante, una volta ancora supervisionò l'assemblea e cambiò l'atmosfera nel tempio. Cari fratelli, continuò, sono passati pochi anni di tempo terrestre dal nostro ultimo incontro. Come disposto dalla divina provvidenza, ognuno di voi che coopera volontariamente nel grande compito di sviluppo cosmico ha ricevuto una missione da me. Io sono molto contento che ognuno di voi abbia lealmente raggiunto il suo scopo o sia ancora impegnato con la sua assegnazione. Vi ringrazio dal profondo del cuore nel nome della divina provvidenza per tutti gli sforzi e i sacrifici che avete fatto mentre lavoravate a questa grande missione. Possa la benedizione della divina provvidenza continuare ad essere con tutti voi che lavorate in umiltà ed adorazione per diffondere la luce divina. Vi ho chiamati qui perché voglio distribuire nel nome della divina provvidenza dei nuovi compiti per l'era entrante. Il mondo sta per affrontare un futuro difficile, in quanto l'abuso di potere getterà intere nazioni nel disastro. Sarà vostro compito assicurare un certo equilibrio, rimanendo allo stesso tempo entro i confini della legge universale. Le vostre missioni sono difficili e richiederanno un duro lavoro da parte di ognuno di voi. Possa la divina provvidenza garantirvi la forza necessaria per compierle. Raramente Urgaia aveva parlato con tale serio intento e tutti capivano che il mondo stava invero per fronteggiare possenti eventi storici.
Ognuno dei fratelli sapeva che una parte della responsabilità dello sviluppo dell'umanità sarebbe ricaduta sulle sue spalle, ma l'assemblea di iniziati considerava un onore speciale essere ammessi a partecipare al grande lavoro di sviluppo cosmico ed ognuno di loro avrebbe naturalmente speso tutte le sue energie per riuscire nel compito assegnatogli. Miei cari fratelli, continuò Urgaia in tono serio, come sapete, la luce non può esistere senza l'oscurità e la verità non può esistere senza la falsità. Secondo le leggi universali, il principio negativo così ha lo stesso diritto di esistere del principio positivo. A causa dello sviluppo della scienza, il principio negativo guadagnerà un grande potere sulle genti della Terra nel prossimo futuro. Quindi, con il principio positivo a vostro supporto, sarà vostro compito primario diffondere amore e fraternità tra l'umanità. Mentre sarete così occupati, voi dovrete naturalmente continuare ad osservare le leggi del karma, perché sia il bene sia il male sono necessari per l'evoluzione illimitata dello spirito umano. Bene, amici cari, proseguiamo la lettura domani e così capiremo quali sono state queste missioni assegnate e come procede appunto questo meraviglioso racconto. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano ed iscrivervi anche al mio canale YouTube se ancora non l'avete fatto. Raggiungeteci inoltre nei nostri gruppi Facebook e nel gruppo Telegram dove ogni lunedì sera dalle 20:30 alle 21:30 ci raduniamo per addestramento magico e per questioni insomma di carattere esoterico. Grazie ancora a tutti e ci ritroviamo qui domani sera, sempre più o meno alla stessa ora. Grazie, un abbraccio dalla vostra Hildegarda. A presto.